dietro. Fermo, fermo, fermo. Scappa, scappa. Ops, mi hanno fermato che stavo impennando e mi hanno detto fermati, fermati. Scusate poliziotti, non era mia intenzione provocarvi. Però guarda, le persone sono contente di questi cose insieme. Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Ormai è più di un mese che la utilizzo e posso darvi la mia più sincera recensione e posso darvi anche la certezza di quello che vi sto dicendo. Ormai questa sarà la mia nuovissima vlog camera. Sul canale ormai avete visto tutte le loro cam e il bello di questa collaborazione è che io prima in precedenza ero un cliente. Infatti quando ho acquistato la mia prima X2 era da pochissimo che avevo aperto il canale. E che dire ragazzi, penso che questa volta il team di Insta360 si è veramente superato creando la vlog camera perfetta. Non sto qui a farvi recensioni nei minimi dettagli perché tutte le caratteristiche le potete scoprire su tantissimi video recensioni che sono usciti sui canali YouTube, ma sono qui per dirvi che nel mondo moto è un mese e mezzo che ormai registro, sto utilizzando solo lei e tutti i video che vedrete nelle prossime uscite saranno registrati solo con lei. Oltre a ciò le action cam mi fanno le facce tonde eccetera. Io adesso sto registrando con l'iPhone perché ne ho una sola, ma avrei registrato tranquillamente con lei perché ha una qualità assurda. All'interno di questa piccola cosuccia c'è l'intelligenza artificiale, vi permette di trovare i momenti salienti del video, editing automatico, poi è una rivoluzione. Cioè qui la mettete sul casco, clippate e potete tranquillamente dimenticarvi di tutte quelle rotture perché aprite l'app e il software vi prepara un video bomba con tutti i momenti salienti. Cioè quello è il fatto che io non ci potevo credere, avete ormai già visto anche in altri video che già sono usciti sul canale. Poi è un'ottima cam, veramente per il mondo moto è l'ideale. Poi ha l'attacco magnetico e questo piccolo accessorio che vedete qui è una rivoluzione perché uno si aggancia con una semplicità assurda. Se trovo solo il buchetto, eccolo. Una volta agganciato lo mettete sul casco e se dovete fare un video in 16 noni lo lasciate così, ma nel momento in cui volete fare un video in verticale per Instagram, questa è lo switch. Oh, facciamo la intro del video. Ecco ragazzi, oggi il primo motovlog con l'MSX. C'è Memito che ci è venuto a trovare, sta guidando la mia 09 e io oggi camminerò così per buona parte del video. No, ci sono le macchine, no, dove ci sono le macchine faremo i bravi, faremo i bravi. Comunque ragazzi, oggi saremo in questo, cosa vuol dire guidare a Napoli, con un milanese e un torinese. Li porteremo un poco in giro per Napoli. Oh, ci sono i pulotti. Carini e coccolosi ragazzi. Ciao ciao Pula. Hai visto la strada come fa schifo? È distrutta. Ci sono pezzi del Vesuvio nelle strade, zio. E paghiamo anche un botto di tasse di proprietà e tutto eccetera eccetera. E io pago. E io pago. Bravo, e io pago, hai detto bene. E ho giusto 10 euro. Non tengo un euro, no? Ho finito tutti i soldi. Non è che non abbiamo i soldi. Oh, ciao Meni! Oh no, troppo piano! Vado talmente piano che si spegne! Too easy, dude. Give me that crown. È troppo divertente, ma poi ti diverti in sicurezza, veramente, perché cioè, sei fermo, vai piano. Fra, cerca di camminare dietro di me, se no tu mi distruggi le sospensioni della moto. Segui la mia linea che io li scanso i fossi. Ma cosa fai? Dai, sto delle sode. Ti chiedo 2009! Che tarandel. Voglio voi parlate, la migliore cam è questa, la nuova Insta360, cioè non è la Insta360, è la Ace Pro. Fra, questa è un'infinità. Cioè, con questa cam mi sto trovando veramente bene, sto registrando, ma qualitativamente le riprese cambiano. Cioè, GoPro è una me. Mo' io ho sempre utilizzato GoPro come vlog camera e la X3 come camera di supporto. Ormai sto utilizzando la Ace Pro come vlog camera. Ma adesso mi manca un accessorio che mi arriverà a breve e spero ragazzi di mostrarvelo anche nel video. Ci sarà un accessorio che ti permette di switcharla, perché quella è magnetica. Sotto si sgancia così, col magnete, e la giri direttamente, la metti in verticale. Pum, e si attacca magneticamente. Tu mentre stai in moto stacchi, attacchi verticale, da che stai facendo il video per YouTube in 16 noni passi in verticale per fare il reel. Spettacolo. Ma poi c'ha il software con l'intelligenza artificiale che ti fa delle cose assurde da solo, in automatico.
È normale che ti spompinei anche. Il bello finale di tutto è proprio che quando hai finito di fare il video esce proprio la notifica. No, no. Ragazzi, non ci ascoltate quando diciamo queste cose. Genitori che mi guardate a casa insieme ai figli, scusate, ma certi elementi non ci posso fare niente. Maresciallo Clemente, non me rovini, 2,000 years later. Ma che vuoi? Oh, non mi disturbare. No, sono i militari. Li ho visti, per questo ho abbassato. Scappa, scappa! Fatemi sapere nei commenti se devo portarvi più Night Ride, anche perché a breve arriverà un mezzo nuovo super golosissimo. Perché grazie alla nuovissima Ace Pro e grazie alle funzioni Pure Video possiamo realizzare dei video di notte che tutte le altre action cam ci possono solo invidiare. Guardate, oh, guarda quanto è bello! Inquadra quello col Pure Video. Vediamo un attimo le differenze. Vai, ti devi dare queste clip poi. Vediamo un attimo le differenze. Vai, ti devi dare queste clip poi, è troppo divertente. Puzzo di bruciate, Fatto perdeva olio. Perde ancora olio. Valentina perde sempre da quel tubo. Sì, perché entra l'olio nell'airbox. Pensi se ci pulisci il filtro. Vola. Per l'olio che ho comprato, come si chiama? Una pompa maggiorata. L'olio maggiorata. È una pompa dell'olio maggiorata che tende a pescare più olio dal fondo del motore. Ragazzi, è la prima Hornet che provo ed è anche Depo. Tutti quanti mi hanno detto che questa moto si alza tranquillamente, naturalmente da piena potenza. E adesso vediamo Depo anche come si alza. Oh, come canta sto scarico. È la prima Hornet che provo. Questa è Depo però. Si alza bene. Di seconda si è alzata una bellezza. Di terza! Di terza si alza. Nice. Devi dare un po' di botta, un po' di terza si alza. Ma di seconda fra si alza tranquilla, bro. Figurati a piena potenza, sta cosa pure in quarta si alza, va giù. Micidiale, bellissimo. Vorrei farmi una pinatella qua, ma passano troppa gente, troppe macchine. Non è la situazione più adatta e tranquilla. Voglio bella perché poi c'hai pure il c***o poggiato dietro. Bella, bella moto bro. Grazie. Ma non hanno il tasto, vero stimolante? Sì. Ah sì? Guardalo. Questa è tecnologia, fra. Lavoriamo nella meccanica di precisione. Ci siete? Andiamo a criminaleggiare. Criminaleggiare. Come cazzo si dice? Non lo so, Fabio. Ops. Ho usato il termine sbagliato nel momento sbagliato. Siamo troppi di noi nel momento sbagliato, avanti ai personaggi sbagliati. E ho impennato anche e penso che mi hanno visto. Scusate poliziotti, non era mia intenzione provocarvi. Vogliamo solo divertirci. Voi dovete sapere che l'altro giorno mi ha fermato. Voi mi dovete seguire su Instagram. Andatemi a seguire su Instagram perché così non vi perdete nulla. Adesso vi metto la clip. Sì, io sto spegnendo. Comunque mi hanno fermato, i poliziotti in borghese mi hanno fermato che stavo impennando il no end. Mi hanno detto fermati. Ho abbassato lo scaldacollo e si è reso conto, ha detto sei Valentino Pezzi, stai riprendendo, io guardo i tuoi video, spegni la telecamera. E vabbè, comunque abbiamo chiacchierato un po'. Mi ha detto non ti faccio verbale per quello che stai facendo delle belle cose su Napoli, sei un ragazzo intelligente, non fare il dare il cattivo esempio. Però adesso vai, tranquillo, vai. Certo, bellissimo, voglio. Era la polizia dietro! Oh, la puta, voglio. Questo me lo sto facendo. Ah, tu hai provato ad infilarti, sì, cioè diciamo che hai il mezzo adatto per infilarti tipo scooter. No, non sono io. No? Quando scendo con la bici, perché quella è una mano, adesso perché sta contromano? La principale si è ritrovata un attimo questa scena. Però guarda, le persone sono contente di tutti quanti insieme, vedi? Questo è il bello. Non sanno nemmeno il perché siamo 20
girano così, però sono contenti, guarda. Ciao! Che grande! Che belli quando si casano! E qua, adesso non si vede il Vesuvio, ma quanto è bella Napoli! Questo stavo dicendo! Dove sta Memi? Ma no a te! Domani te la porto a vedere col sole che questo è un bello spot! Ragazzi, questo è il mio guantino storico, ve lo ricordate? Il guantino con il touch, eccolo il touch. Meccanica di precisione. Grazie. Later. Ma che è successo? Che è successo? Ma chi? Non l'ha impennato, quello là che stava dietro a scivolare. Cilindrata dentro! No! No, zio, no, fermo. No, zio. Bro, è caduto. L'ha perso. Ah, non si è fatto niente. No, però minchia, vuoi mettere comunque. Fratelli, tutto a posto! Ma che spizionato! Tutto tempo tranquillo, grazie zio, parla con... Non è mai Come una catapulta! sprizionato tu! E prima accelerare! Non ci cavate, ma tutto a posto, è pure, di fatto, ma no, stavate fermi, ho visto! Hai scelto la persona sbagliata, la prossima volta dietro a Giovanni non si va! Basta con quello! No, va, capita, bravo, basta che stai bene! Non è successo niente. Hai fatto voli peggiori sotto questa grotta! Ecco. Oh, vero! Buonasera. Un po' di criminalità non manca mai. A posto, a te? Ma sai che mi sembri? Sai le fragoline, le biciclette piccoline con le fragole sopra, ecco. Quelle. Ma ce la faccio così. Sono lelli. Questa l'ho rubata ieri. Lei è rubata tipo dai bambini 14enni. L'ho tolta a dei ragazzini di Rione Traiano che stavano senza casco, che impennavano. Io l'ho sequestrata. Ci ho messo una targa polacca che ho trovato per strada. Ho rubato anche quella. Vedi. Ce l'ho attaccata dietro. Dove l'hai trovata? Questa dove l'ho trovata? Aspetta, ti serve un'altra targa polacca? Sì. Vieni qua, vedi. Ce n'è una che ho procurato adesso a volo. Ma io sto qua però! Ah, tu stai qua. Appena lui se ne va, ci prendiamo la sua e la mettiamo dietro al tuo. Dopo c'è la moto che puoi prendere verbali, puoi fare tutto. A high-speed pursuit. One eternity later. Ormai si gira tranquillamente, ragazzi. Vi faccio anche la curvetta tranquillamente. Vi faccio la prima e la seconda. Vediamo. No, mi allargo un po' di più perché non ce la faccio, aspettate. Adesso proviamo. No, di qua non ci riesco. Quante marce è questa bici? 3, una l'ho persa per strada. Aspetta, ma ragazzi, la cosa più importante, la scarpa ce n'è ancora di sola? Sì. Sembra abbastanza poca adesso. Sì, le sto consumando tutte quante. Addio. Ciao Anthony! Una bella grattata. Ma io sono contentissimo. Era una vita che sognavo di impennare così. Dai, è assurda. Questa è bella. Sì, fra, ti diverti tanto, Ho provato ad alzare il Benelli, sai quello piccolino? Quello non riuscivo a alzare. Prima l'alzo. In prima, tutto prima, no, ma pure il tratto che mi vedi, lo faccio tutto in prima. Ormai la terza, la quarta. Oh. Perché stai camminando anche per strada su una rotta. Ma lì puoi camminare così. Io quando sto che la voglio tenere ferma mi metto tra i 10 e i 16.
15, aspetta. 14, 13, 12. Cioè, ma ci rendiamo conto? Cioè, ma ci rendiamo conto? Non lo so. Ma era stretta, capito? Ma pure il fatto della pompa, perché cioè quella sta perdendo olio. Mo quando la parcheggio inizia a gocciolare olio. Mo che arriverà la pompa voglio fare un video quanto tempo riesco a stare su una ruota senza mai abbassarla, vero? Però ti posso dire che adesso ho tenuta pure 3 minuti e fra arrivi nelle braccia qua che non ce la faccio. Pitto! Sai, facciamo siamo andati in tu. Vado? Vai, sai. Siamo talmente piano. A few moments later. Ma non me l'ho sorto. Solo quella. Credo anche con me sgonfia. Mi sembra normale una cosa che sta. Sì. E niente, ve la consiglio. Later. Ci stava. Ci stava. La volevo plazzare, l'ho plazzata. No, porco diesel. Fra! Sto male, zio.